Oggi noi vogliamo ringraziare il direttore Roberto Sciarratta che ci ha dato questa opportunità di impiantare 12 piante di uva Italia. Noi siamo entusiasti, siamo contenti che ci ha dato questa opportunità, in particolar modo che Agrigento fa parte della capitale della cultura. Noi con l'occasione che abbiamo avuto questa opportunità abbiamo estirpato delle piante già di 10 anni di produzione e quindi abbiamo messo a dimora nel 2024 e quest'anno speriamo che nel mese di agosto qualche paio di grappole le porteranno. Le caratteristiche dell'uva Italia in IGP ci differenziamo dai nostri colleghi perché il nostro territorio, grazie ai terreni prevalentemente argillosi e calcarei, ci dà un sapore, un moscato, una croccantezza e un colore giallo pagliarino. Quando abbiamo pensato e creato la nascita di questo luogo, abbiamo pensato che sarebbe stato il luogo dove raccontare le buone politiche sul territorio e sul paesaggio, quindi non solo le attività del Parco di Odorossi, ma tutte le buone pratiche di conservazione e di biodiversità. In questo senso abbiamo dato da subito la disponibilità per fare un piccolo campo a dimostrazione che esiste un patrimonio che in questo caso riguarda l'uva di Canicattì e che riguarda tra l'altro un'area importante dove anche il parco gestisce un sito archeologico all'interno del quale è stato anche lì impiantato un progetto di recupero del paesaggio. Quindi Casa Diodorossi si conferma il luogo dove le buone politiche vanno raccontate e vanno perseguite e soprattutto vanno appoggiate e sostenute.